Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Ben trovati, il nostro appuntamento del giovedì, la conversazione sui temi economici, principalmente con Claudio Borghi Aquilini, responsabile economico della Lega Nord. Buongiorno Claudio. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, l'ANSA apre la sua prima pagina con il Quirinale, naturalmente, con Mattarella, su cui dice il premier Renzi è il nostro uomo, ma Berlusconi resiste, come abbiamo ampiamente letto sui giornali di stamani. È una questione che ci sta appassionando tutti, esageratamente perfino. Anche Prodi e Bersani sono tra i nomi fatti invece dal Movimento 5 Stelle nelle quirinarie di questa mattina. Poi c'è una notizia economica: l'incremento delle retribuzioni in Italia è ai minimi dal 1982. Le retribuzioni contrattuali orarie nella media dell'anno scorso sono salite dell'1,3%, minimo storico, cioè la variazione più bassa dal 1982, da quando l'Istat ha iniziato le sue serie di rilevazioni. Questi 3 titoli d'apertura dell'ANSA in questo momento. Però, Claudio, io vorrei partire con te da un altro ragionamento, perché questa settimana è stata la settimana delle elezioni in Grecia, della vittoria di Tsipras e dell'alleanza rossonera fra Tsipras e il partito dei greci indipendenti, cioè fra sinistra e destra. C'è un commento di Ricolfi sul Sole 24 Ore, l'abbiamo letto stamani, su questa apparentemente strana alleanza, ma è l'alleanza di chi non vuole più dipendere dalle autorità sovranazionali europee, dice Ricolfi, e non è uno scenario che potrebbe essere l'unico nel futuro. Al di là di questo, però, io vorrei andare sui temi economici con te, perché abbiamo sentito tra i propositi del governo greco quello di rinegoziare il debito, di abbuonarsi una parte del debito e via dicendo. L'Italia non è ai margini di questa situazione qua, perché figurerebbe tra i creditori al terzo posto, se non vado errato, no? Dopo la Germania e la Francia. Quindi noi dovremmo riscuotere 40 miliardi circa di soldi che abbiamo prestato a vario titolo nel calderone greco, o sbaglio? Quindi vorrei chiederti innanzitutto cosa significa secondo te il proposito di Tsipras di tagliare il debito, ristrutturarlo, rinegoziarlo, e che senso ha questa alleanza rossonera dal tuo punto di vista? E poi cosa c'entra l'Italia in questa storia del debito greco? C'entra perché è quello che abbiamo denunciato sempre sin dal primo minuto. Quando noi avevamo fatto in splendida solitudine il diavolo a 4 contro i ponti salva stati, era perché ci eravamo resi conto che poi sarebbe andata a finire così, vale a dire che quello che veniva presentato inizialmente come ma sì, facciamo tutti assieme, così via, insomma, le solite robe naturali, no? Che l'Europa dice facciamo tutti assieme, che motivo hai tu di non partecipare? Stiamo partecipando tutti, no? E di andare, avete presente tipo la Libia, no? E altre genialate della nostra storia recente. Poi in realtà celavano delle fregature pazzesche in cui noi andiamo costantemente a ficcarci. È stato, diciamo, uno delle origini dello sfaldamento anche dell'alleanza di governo fra Lega, Forza Italia e insomma l'ultimo centrodestra. L'ultimo centrodestra. Infatti viene molto bene ripercorrere quel periodo, perché si imparano tantissime cose. Così, insomma, tutte le robe, anche le più negative, nascono da delle decisioni. Questa è una roba che dobbiamo avere sempre molto ben presente quando si pensa che le cose succedano in modo così inevitabile, insomma, che non poteva andare in un'altra maniera, che non c'era un'altra scelta, no? E simile. Quando ti fanno credere che noi siamo in crisi perché non c'è altra maniera di vivere, di rimanere. No, ci sono sempre delle scelte. Allora, se avete 2 secondi, ripercorriamole un attimo. Tutto è verificabile andando a vedere nei giornali dell'epoca, insomma, nelle cronache. Allora, tutto comincia nel 2010, quando per una scelta politica
i titoli della Grecia non ricevono appoggio e non vengono garantiti dall'Unione Europea. Vale a dire, Merkel e Sarkozy fanno la famosa passeggiata di Deauville, vale a dire su una spiaggia dove chiacchierano da soli, e prendono questa grande decisione di in sostanza far fallire la Grecia. Ora, già lì in teoria noi è stato il gravissimo errore, di Tremonti all'epoca, ministro, che pur aveva previsto magari prima di altri la crisi, ma non ebbe la forza, l'autorità, non so che cosa, non capì che cosa stava succedendo, di opporsi a questa decisione, avrebbe dovuto mettere il veto, però invece non lo mise, e il risultato è che la Grecia cominciò a essere tagliata fuori dai mercati, vale a dire a non avere più la possibilità di finanziarsi da sola. Ora, scusami Claudio, scusami se ti interrompo. Questo vuol dire che all'epoca, in quel momento lì, se la Banca Centrale Europea, Draghi, per il Draghi di turno, non so se c'era Trichet o Draghi nel 2010, comunque la Banca Centrale Trichet, la Banca Centrale Europea avesse detto all'epoca quello che Draghi avrebbe detto qualche anno dopo, cioè garantiamo sostanzialmente il famoso whatever it takes, faremo qualsiasi cosa, non c'era la crisi greca nei termini in cui si è sviluppata dopo, così gravemente? Assolutamente no. Non sarebbe successo nulla praticamente lì, perché quantomeno dal punto di vista del debito sovrano. In realtà c'erano sotto dei movimenti di grande preoccupazione. Non è che bisogna pensare che le cose venivano fatte così senza motivo. Sotto c'erano dei movimenti di grande preoccupazione dal punto di vista dei crediti nei confronti della Grecia, vale a dire le banche. La Germania, la Francia, le banche, tutto a livello di banche private, vale a dire la Germania, la Francia e l'Inghilterra avevano prestato un sacco di soldi all'Europa del Sud, tipicamente alla Grecia, nel momento stesso in cui c'era stato questo evento imprevisto che era il fallimento della Lehman, no? in America nel 2008, a quel punto avevano cominciato a guardarsi nei bilanci e dire: oddio, che cosa abbiamo fatto? Cioè, in un mondo che stava contraendosi perché era venuto fuori questa cosa imprevista, no, della Lehman, loro hanno guardato i prestiti che avevano fatto e hanno detto: siamo messi male. Allora, tanto per dare un'idea, io ho qui i dati, a quel momento, quando quelle decisioni stavano venendo prese, nei confronti della Grecia, la Germania aveva crediti per 65 miliardi, la Francia aveva crediti per 83 miliardi e l'Inghilterra ne aveva per 17. Quindi in una maniera o nell'altra, tipicamente Francia e Germania avevano la gran maggioranza dei crediti, circa 140 miliardi di euro. Le banche francesi e tedesche. Come la Grecia. Le banche ovviamente, sì. le banche tedesche, le banche francesi, che già stavano perdendo un sacco di soldi con i famosi subprime, no? queste cose che avevano comprato incautamente negli Stati Uniti, avevano 140 miliardi di crediti nei confronti della Grecia. Noi ne avevamo soltanto 6,8. Quindi capite bene perché loro due si mettono a passeggiare sulla spiaggia, perché era un problema loro. Perché non invitano gli altri, no, a discutere di Grecia e prendono loro questa decisione? Era un problema loro. E come hanno pensato di risolverlo? Dato che non si sarebbe, facendo garantire tutto dalla banca centrale e così via, non sarebbe passato il principio dell'ognuno responsabile e così via. Decisero di utilizzare l'occasione per macellare la Grecia. Allora, cosa fecero? Dissero: i titoli di Stato greci non sono più garantiti, no? Ma dato che sostituiamo questa nostra esposizione bilaterale, no, nei confronti della Grecia con un'esposizione collettiva. In buona sostanza, invece di essere solo noi che abbiamo dei crediti verso la Grecia, li mettiamo sul conto del condominio europeo. E quindi dissero: bisogna
fare dei prestiti alla Grecia, poverini, che sono rimasti fuori dal mercato dei titoli di Stato, come se non fosse colpa loro il fatto che fossero rimasti fuori dal mercato dei titoli di Stato. Ognuno pro quota presti dei soldi alla Grecia. E così andò. E allora cominciarono subito a chiedere un primo finanziamento, se non mi ricordo male, di 5 miliardi, no? A noi. E l'Italia, con quel governo lì, fece l'enorme scemenza di iniziare subito ad acconsentire. Cioè, bisognava subito dire che era una cosa che non andava, però al momento anche lì, no, anch'io non ci pensai sinceramente più di tanto, no, perché sembrava una cosa così, insomma, di quelle famose iniziative che tutti assieme prendono, no? Facciamo, tanto è una cosa momentanea, poi dopo si sistema. E invece si cominciò a capire che la cosa non era momentanea, perché poi dopo ovviamente la Grecia continuava a rimanere fuori dai mercati per finanziarsi e aveva bisogno di altri soldi e quindi altri prestiti da mettere nel condominio. Nessuna banca intanto greca veniva fatta fallire, è ovvio, perché le banche greche erano quelle che dovevano restituire poi i soldi alla Germania e alla Francia. Quindi veniva messo tutto sul conto dei cittadini europei e sul debito pubblico greco, ma le banche greche nessuna fallì. Noi non ci ricordiamo al momento fallimenti di banche greche. Allora, questi soldi cominciati a prelevare da noi venivano trasferiti con gli strumenti più complicati, no? I diversi fondi e così via ai greci, i quali, una volta entrati in circolo, questi denari andavano poi dopo a ripianare i debiti delle banche tedesche e delle banche francesi. A un certo punto le richieste cominciarono a diventare molto esose. Si disse: non basta questa cifra, bisogna aumentarla tantissimo. E allora fecero un meeting, un summit, e qui siamo arrivati ormai nel novembre del 2011, nell'ottobre del 2011, scusate, fecero un gran meeting dove si doveva discutere appunto di mettere una marea di soldi a questo punto, no, nel calderone comune. E il governo all'epoca esitò. Cioè a quel punto avevano capito ormai che cosa stava succedendo e quindi Tremonti, Berlusconi e compagnia bella dissero: no, ma come facciamo? Cioè, noi abbiamo già dei problemi di nostro, e cosa facciamo? Ci mettiamo a dare tutta questa marea di miliardi alla Grecia. Ed ecco che quindi partì lo spread e cadde il governo. Venne in modo molto velocemente, cominciarono fatte presto e così via, venne fatto cadere il governo. In misura, con velocità fulminea venne sostituito da Monti, che invece disse che andava tutto bene su questi nuovi pagamenti fatti, questi prestiti fatti alla Grecia e tanto anche agli altri paesi, cominciava l'Irlanda, insomma, e Portogallo, tutti gli altri paesi che cominciavano a essere in crisi, e si continuava a pagare. A un certo punto la cosa poi dopo venne trasformata giuridicamente in modo tale da renderla impenetrabile anche dal punto di vista delle future richieste. Si creò il famoso MES, no? Meccanismo europeo di stabilità. Venne votato da tutti tranne la Lega Nord, perché sai, era estate, bisognava muoversi, bisognava andare in vacanza, tanto queste cose sono poco importanti, e il risultato fu un impegno fino a 130 miliardi, immaginate un po', in carico al nostro paese per questi fondi salva stati, vale a dire per questa messa in condominio di un debito di cui noi non c'entravamo niente. E guardate caso, no? Cioè, è anche abbastanza simile la cifra, questo 130 miliardi, al totale dell'esposizione della Germania e della Francia, no? nei confronti della Grecia. Ecco Claudio, voglio farti due domande, poi naturalmente puoi proseguire il tuo discorso, però allora, in sostanza, siamo passati da un'esposizione, per quanto concerne l'Italia, di 6,8 miliardi nei confronti della Grecia da parte di banche italiane, no? Quindi da parte dei privati. Da parte di privati, di entità private. Siamo passati da 6,8 miliardi privati, fra virgolette, di crediti italiani verso la Grecia, a 130 miliardi complessivi di esposizione pubblica, di esborso pubblico, cioè della collettività, nel fondo salva stati, nei vari fondi salva stati, giusto? Punto primo.
Sì, di un potenziale fino a 130, effettivamente pagati fino adesso 63. Ecco, la seconda domanda era 40 greci. La seconda domanda era proprio questa qui. Ma di questi 130 miliardi di esposizione potenziale a carico del contribuente italiano, quanti sono quelli effettivamente usciti, materialmente usciti, quelli veri, sonanti, fruscianti che il contribuente ci ha messo? Quelli veri sono 63. È segnato in Banca d'Italia. In realtà loro ti dicono ma non sono veramente usciti, perché praticamente cosa è stato il meccanismo? Adesso non voglio andare troppo nel complicato, ma praticamente cosa succede? Il fondo salva stati raccoglie denaro emettendo obbligazioni, no? Però queste obbligazioni ovviamente sono garantite da qualcuno, nello specifico sono garantite da noi. Allora, quindi il fondo salva stati, inteso come entità, è una specie di ufficio e basta, cioè non c'è niente, non ha soldi, non ha niente, no? Raccoglie soldi da una parte e li presta alla Grecia dall'altra, quindi dal suo punto di vista è neutro, cioè debito nei confronti di chi ha sottoscritto le obbligazioni e credito nei confronti della Grecia. Se la Grecia non restituisce il suo debito, il fondo salva stati non ha soldi da dare al sottoscrittore delle obbligazioni. Allora intervengono i garanti, e i garanti siamo noi. Quindi cosa succede? Ogni emissione di obbligazione fatta dal fondo salva stati è un debito nostro, direttamente a crescita del nostro debito pubblico. Quindi è come se il nostro debito pubblico fosse salito un po' di più, perché abbiamo distribuito dei bot, no? Praticamente in giro alla popolazione del mondo, no? Solo che i proventi, quindi l'incasso di questo bot, invece di entrare nel tesoro italiano, è entrato in quello greco. Quindi noi al momento abbiamo 60 miliardi di debiti di questo genere. Sì. Questo è il punto. Qui subentra un altro discorso che ha a che fare invece con ciò di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, cioè la mossa della Banca Centrale Europea, quella di acquistare titoli di Stato, l'annuncio di Draghi sul famoso quantitative easing, cioè la possibilità, il piano della Banca Centrale di acquistare titoli di Stato a ritmo di 60 miliardi al mese fino a 1180 miliardi, roba del genere. Però dice Draghi, i rischi di questa operazione sono in capo alle banche nazionali per l'80%, per il 20% in capo alla BCE. In termini pratici cosa significa? Quindi che sapore assume questa operazione e cosa significa che i rischi sono a carico delle banche nazionali, cioè di ciascun singolo Stato? Mi piacerebbe saperlo, nel senso che mi piacerebbe veramente sentire da Draghi, cioè io lo so, ma mi piacerebbe sentire dalla viva voce di Draghi che cosa diamine sono questi rischi. Perché una banca centrale europea, una banca centrale in generale, dovrebbe essere, diciamo così, progettata proprio perché questo rischio non ci sia. La Federal Reserve garantisce fino all'ultimo centesimo il debito americano, la Bank of England garantisce fino all'ultimo centesimo il debito inglese. E cosa significa garanzia? Attenzione, questo è un punto importante, ce lo segniamo giù perché ogni tanto ci giriamo intorno, ma non abbiamo spesso afferrato proprio bene la bistecca, no? di cosa ne ragioniamo. Allora, i debiti e i crediti, lo sappiamo anche noi nella nostra vita, non spariscono. I debiti e i crediti o sono pagati o sono girati a qualcuno, oppure in una maniera o nell'altra ce li ritroviamo in mezzo da una parte o dall'altra fino a che qualcosa non succede, e quel qualcosa può essere o il debito viene pagato o no. Se non viene pagato il debito sparisce anche il credito, e quindi tu che dovevi avere dei soldi, pazienza, altrimenti il debito viene pagato. Claudio, si pensa sempre ti interrompo per la pubblicità, poi andiamo avanti più lisci. Ok. Mi chiamo Simone De Angelis e questa è la mia officina. Aiuto i miei clienti a ottenere le massime prestazioni dalle loro auto. Quando ho finito la messa a punto, consiglio di usare con regolarità Esso Supreme Diesel, perché contribuisce a pulire gli iniettori, migliorando ulteriormente le prestazioni del motore. Nuovo Esso Supreme Diesel. Te lo consiglia Simone. Provalo subito. Limitazioni e condizioni su carburanti.esso.it.
Non c'era una volta una Golf alimentata a metano, ma adesso ce ne sono due. C'è la nuova Golf TGI che con soli 3,50 € ti fa fare più di 100 km. E c'è anche la nuova Golf Variant TGI, la prima Golf Station Wagon a metano. E con progetto valore Volkswagen tu è da 169 € al mese, TAN 3,99, TAIG 5,65, anticipo 6.250 €. E dopo 3 anni puoi rifinanziarla o restituirla. Info su Volkswagen.it. Scopri nuova Golf TGI e nuova Golf Variant TGI, il metano secondo Volkswagen. Opel Mokka, il meglio dell'ingegneria tedesca. SUV, compatto e unico. 2 volte SUV 4x4 dell'anno in Germania. Opel Mokka 2015. Completo di tutto ancora a 16.900 €. Oppure oggi tasso zero, TAIG 220, anche sabato. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, la garanzia, Claudio, cosa vuol dire? Eccoci qua. Allora, abbiamo detto quindi che questi debiti non spariscono, quindi come nel caso della Grecia possono al massimo essere trasferiti da uno all'altro, ma prima o poi qualcosa deve succedere. Tutto questo vale fino a quando non si arriva alla banca centrale. Perché si dice che la banca centrale può garantire? Non perché poi dopo paga lei con delle sue riserve o qualcosa del genere, no, paga lei perché fisicamente i soldi li stampa. Quindi io debito, come si chiama, debito inglese, no? Sono garantito dalla Bank of England perché molto banalmente quando arriva a scadenza il debito, la Bank of England può tranquillamente stampare le sterline necessarie per il rimborso del debito che va a scadenza. Quindi la BCE no. La BCE potrebbe farlo, ma si è deciso di non farlo fare, vale a dire di non fare il finanziamento diretto da parte della banca, da parte degli stati, perché sennò altrimenti non ci sarebbe stato il controllo da parte della Germania di tutto. Quindi è una banca centrale spuria, ibrida. Esatto, è una banca centrale spuria, però Draghi, che sa benissimo come funzionano queste cose, e vi garantisco che lo sa perché conosce perfettamente i mercati finanziari come pochi altri, sa benissimo che in realtà questa è una foglia di fico, perché supponiamo che, non so, facciamo un esempio del McDonald's, no? Allora, diciamo che c'è il McDonald's che vende panini a 2 €, no? E c'è uno che non ha la possibilità di comprare panini dal McDonald's perché ha fatto un contratto che lui non può andare a comprare direttamente i panini dal McDonald's, però può andare a comprare i panini dai clienti del McDonald's. Cioè, quindi lui può tranquillamente prendere uno che passa per strada e dire: scusa, mi vai per favore a comprare un panino, poi dopo ti rimborso, no? E questo la Banca Centrale Europea può fare, quindi capite bene che anche questa è una foglia di fico, cioè la Banca Centrale può comprare sul mercato quegli stessi titoli che non può comprare direttamente dagli stati, però capite che l'effetto è lo stesso, cioè se la Banca Centrale volesse, pur avendo il divieto di comprare direttamente, potrebbe fare assolutamente quello che vuole, che infatti è quello che succede non appena deciso di muoversi. Chi ci guadagna nel passaggio? Nel passaggio è molto semplice, l'acquisto di titoli quando ci sono situazioni tipo quelli greci e così questo tipo può provocare inflazione, perché se io prendo e stampo troppi soldi che in quel momento non erano preventivati dal mercato, il rischio è che il valore della moneta scenda. Se no sarebbe troppo bello, no? Se la banca può prendere e stampare tutti i soldi che vuole creando ricchezza, saremmo tutti a posto. Invece in realtà, almeno sulla carta, le cose non stanno così. Cioè, in questo momento noi abbiamo una percezione distorta perché i prezzi stanno scendendo molto velocemente e quindi l'inflazione non è un problema. Però diciamo che stampare soldi in teoria porta al deprezzamento del soldo medesimo. Se in un mondo dove ci sono 100 monete, il giorno dopo ci svegliamo e le monete sono 200,
semplicemente non è che siamo più ricchi di prima o cose del genere, se il mondo è chiuso, no? Semplicemente prima una pesca costava 1, adesso costa 2. Quindi non è che ci sono più pesche nel mondo o simile. Ecco, in questa situazione che cosa succede? Quindi un mondo dove si crea inflazione, cioè dove il valore della moneta scende, danneggia il creditore. Quindi chi deve ricevere soldi vuole ricevere soldi con monete pesanti che valgono sempre di più, no? E guarda caso, chi sono sempre i creditori? Che abbiamo visti prima, la Germania in primo luogo. Noi invece che siamo debitori avremmo anche interesse di avere l'inflazione. Invece no. Il risultato è che la Germania quindi non vuole che si stampino più soldi tanto in una maniera che farebbe crescere poi dopo i prezzi, e il risultato che cos'è? Che tutto viene fatto a favore della Germania. La Banca Centrale Europea non mette nessuna garanzia da nessuna parte se non con le famose condizioni, cioè in buona sostanza lo Stato in difficoltà, che va in difficoltà artificialmente, ripeto, perché basterebbe una parola per garantire il suo debito, invece no, allora diventa soggetto alle condizioni, e le condizioni sono mirate a spolpargli via quanti più denari possibile, quanti più soldi possibile. Questo è il meccanismo mortale, no, dell'Unione Europea, vale a dire una possibilità di far andare in crisi uno Stato a volontà, semplicemente dicendo io non ti garantisco più, quindi tu perdi l'accesso ai mercati. A quel punto, invece di essere, diciamo, garantito normalmente come da tutte le altre parti, questa garanzia ti viene fatta pagare con dei conti vari, no? Che possono essere: vendimi le tue aziende, vendimi il tuo oro, regalami le tue cose, chiudi le tue aziende che mi fanno concorrenza e così via. Immaginate un po'. Siamo qua dentro. Quindi Claudio, a chi serve questa operazione di quantitative easing annunciata da Draghi, il bazooka e compagnia bella? E come abbiamo detto l'altra volta, serve alle banche private, cioè le banche private erano state utilizzate da Draghi per tenere in piedi il sistema. Adesso molto banalmente tutti questi titoli devono essere tolti dai bilanci, e vengono tolti dai bilanci mettendoli sul conto della banca centrale al massimo del prezzo, senza nessun particolare effetto per l'economia reale, perché tanto ormai i prezzi dei titoli sono arrivati a livello altissimo, e se per caso in futuro alcuni di questi titoli dovessero andare male, la perdita rimane in capo a... Pagano i pantaloni delle singole nazioni, diciamo. Sì. Questo è... Non so cosa serve. Cioè io come dire, non so, che io garantisco il tuo mutuo, però te lo paghi tu, insomma. Sì, il concetto è quello lì. Poi se le cose vanno male, ciascuno paga il suo. Esatto, questa è la garanzia. Quindi lo stimolo all'economia è da escludere. Direi di sì. Lo stimolo all'economia derivante da queste azioni è abbastanza da escludere, perché l'economia si può stimolare o facendo calare i tassi, ma sono più o meno zero, o aumentando la spesa pubblica, ma non si può ovviamente perché c'è l'austerità, no? E così via, o facendo calare le tasse, e invece ci chiedono di fare esattamente il contrario, perché bisogna fare il rigore e l'austerità. Per cui il fatto di cambiare un titolo di Stato con moneta a interesse zero ha ben poco a che fare con qualsiasi tipo di stimolo all'economia. Negli altri stati è funzionato solo in funzione di garanzia di politiche espansive. Traduco, negli altri stati, quando tipo in America, Inghilterra, Giappone, no, e così via, quando c'erano problemi, guai e così questo tipo, non è che diciamo le cose sono migliorate in sé per sé per il quantitative easing. No, sono migliorate perché lo Stato ha fatto delle politiche molto aggressive di spesa e simili, e queste erano coperte non so, per esempio l'Inghilterra ha utilizzato i suoi soldi anche per salvare le banche, no? Per nazionalizzarle e così via. Ecco,
queste politiche per mettere una palla per mettere una toppa alle palle che c'erano nell'economia avrebbero in un ambiente tipo l'euro lasciato molto perplesso, perché si dice oddio, e questi cosa fanno adesso? Adesso poi arriva la troica, cominciano a fare la Grecia anche loro. Invece con una banca che garantiva tutto, gli investitori di quel paese si sono rassicurati. A un certo punto hanno detto, beh guarda, da una parte c'è lo Stato che spende, ma questa spesa viene garantita in toto, no, da una banca centrale che monetizza il debito, l'inflazione non ne arriva, per cui io mi fido. Il risultato è che man mano la botta poi dopo è stata assorbita e le cose hanno cominciato a migliorare. Ma non è direttamente la sostituzione di titoli di Stato con moneta che porta a qualcosa. Ne abbiamo una prova, anche in questo caso lo citiamo spesso perché è un caso di scuola, no? Cioè, vale a dire uno Stato che ha portato agli estremi queste politiche, con il Giappone. Il Giappone cosa fa? Loro stanno comprando tantissima roba, no? Con la banca centrale, proprio con l'intento di rimettere in circolo più denaro possibile. Ma anche loro, secondo me, hanno sbagliato candeggio. Loro stanno cercando in maniera disperata di creare inflazione, no? Ma anche loro si stanno accorgendo che non è così che si forma inflazione, e non solo. Quando hanno provato ad alzare le tasse, vale a dire a portare l'IVA di 2 punti, subito sono andati in recessione. Quindi dovrebbe essere chiaro anche a un bambino che non è il quantitative easing che porta alla crescita, ma nel caso il calo delle tasse che mette più denaro in circolo, quello vero, ai cittadini. Se io sono un cittadino e mi sostituiscono un BTP con denaro contante di pari importo, se questo BTP rende zero, la mia vita non cambia. Se invece io cittadino ho un calo di tasse, certo, oppure ho un nuovo lavoro, allora magari sì che spendo qualcosa in più e metto in circolo del denaro. Questo dovrebbe essere immediatamente comprensibile a tutti, ma mi sembra che non sia ancora passato come concetto. Ecco, allora, in questo quadro, poi apriamo anche le linee telefoniche per chi vorrà intervenire, però 2 cose vorrei chiederti. In questo quadro qui, allora, di politiche economiche nazionali, prendiamo il caso dell'Italia, va bene che adesso siamo sotto Presidente della Repubblica e si parla solo di quello, ma anche prima, non è che fosse diversa la situazione, cioè di politiche economiche, di cosa fare per rilanciare l'economia e il lavoro, eccetera, concretamente, sulla scena nazionale non se ne parla, no? È un argomento che non si tocca nemmeno. Secondo te invece in Grecia il governo Tsipras, che semplifico molto grossolanamente, il governo diciamo così rosso-nero, tra virgolette, dice privatizzazioni no, il debito adesso lo tagliamo, lo rinegoziamo eccetera, alzo i salari minimi e tutti gli altri annunci, sta facendo una politica economica nazionale contro quella europea o cos'altro dal tuo punto di vista? Cioè è un governo che finalmente dice adesso ci facciamo poi gli affari nostri e facciamo quello che i governi dovrebbero fare, cioè diciamo amministrare tendenzialmente nell'interesse dei loro cittadini, non di entità sovranazionali, europee, eccetera, o no, secondo te? Allora Giulio, questo è un punto importantissimo e poi dopo vediamo di dare abbastanza diffusione, se possibile, alla puntata di oggi, perché almeno tocchiamo dei punti chiave. Allora, la possibilità di fare politiche anticicliche, vale a dire io non privatizzo, spendo di più, alzi i salari minimi, no? E così via, che correttamente a questo punto Tsipras o quantomeno quel governo dice di voler fare, ha un simpatico problema: costano. Perché se no non sembra, anche qui sembra tutto facile. Vale a dire, chi paga l'aumento dei salari piuttosto che il mancato introito previsto rispetto ai punti rispetto ai piani di rientro derivanti dalle famose privatizzazioni, no? E così via. Quindi soccorre giusto, io figurati, metterti a privatizzare le cose quando sei in crisi è svendita, no? È un depauperamento del territorio. Pagare di più la gente quando sei in crisi è la maniera migliore di venirne fuori. Creare posti di lavoro quando sei in crisi, idem, no? Però queste cose costano. E in questo momento la Grecia dipende dagli altri.
per avere i suoi soldi. Quindi c'è una contraddizione molto forte fra quello che vuol fare e chi paga. Dal suo punto di vista è perfetto come ragionamento, vale a dire, se gli altri, e gli altri significa noi, paghiamo di più, loro stanno meglio. Beh, è ovvio. No? Cioè, quindi se tu italiano, se tu cittadino di Milano, Bergamo, Verona, Treviso e così via, prendi e paghi ancora un po' più di IMU in modo tale che posso chiedere degli altri prestiti in sostituzione a quelli che non restituisco alla comunità internazionale, io qui posso aumentare i salari minimi, no? E così via, sto meglio. È ovvio. Ma lo sappiamo anche noi come funziona, cioè vale a dire è la tattica del governatore della Calabria o della Sicilia, no? Cioè vale a dire dal loro punto di vista, no, nel momento stesso in cui c'era si parlava di un territorio unico con una tesoreria italiana, la regione che era sussidiata, vale a dire che riceveva denaro dallo Stato centrale, quanto più ne riceveva, quanto meglio stava. Quindi però noi lo conosciamo abbastanza bene che cosa porta, no, questo sistema. Porta che poi dopo uno smette di lavorare, no? Cioè se io continuo ad ottenere denari da parte degli altri e non mi metto in condizione invece di essere competitivo da solo, allora tutto questo non funziona. E quindi questa è la contraddizione, cioè vale a dire Tsipras fa un correttissimo discorso dal punto di vista di quello che servirebbe alla Grecia, con i soldi nostri. Cioè in questo momento tu dici lui non può concepire una politica nazionale, dipende dagli altri. Lui dipende dagli altri e vuole semplicemente più soldi e per volere più soldi ci sono due maniere: o ne chiedo degli altri o non restituisco quelli che mi sono stati prestati, no? In tutti e due i casi poi alla fine sto meglio. Signori, purtroppo è molto comodo fare così, ma noi non siamo una nazione beatificata dalla crisi in questo momento o dall'euro, quindi stiamo andando benissimo e possiamo permetterci quindi di prendere e pagare per la Grecia, perché se il principio è questo, vale a dire che le zone disagiate devono essere pagate dalle altre regioni, allora va benissimo, ma insieme con la Grecia facciamo pagare all'Europa intesa come condominio generale anche il disagio della Basilicata, della Puglia, della Sicilia. Quindi scusami, magari dico una stupidaggine, però Angela Merkel non ha mica del tutto torto quando dice non voglio pagare per la Grecia. No, certo, Angela Merkel non ha del tutto torto, ma la sua posizione però è sfumata, vale a dire potrebbe convenirgli, nel senso la Merkel in questo momento è nella situazione della Lombardia nei confronti della Sicilia, no? Però cosa succede? La Lombardia nei confronti della Sicilia pagava paga tuttora dei trasferimenti monetari, no, per riuscire a la Sicilia, ma aveva il vantaggio di avere la lira, così come la Germania in questo momento paga sì effettivamente in parte per la Grecia, anche se di meno di quello che avrebbe dovuto pagare se si fosse tenuta i suoi crediti senza metterli in condominio, ma dall'altra parte c'è il vantaggio pazzesco di essere nell'euro. Noi invece in questo caso siamo esattamente nella condizione di una regione meridionale che deve pagare per altre regioni meridionali. Cioè in questo momento l'Italia è come se fosse la Basilicata, come dico sempre, no? Piuttosto che la Puglia, a cui viene chiesto di pagare per la Calabria. Capite che non sta in piedi, no? il ragionamento, cioè siamo in crisi anche noi e noi dobbiamo prendere per pagare per un altro paese in crisi senza ricevere nulla in cambio. Non capisco veramente dove possa essere la logica che conduce i nostri governanti a svenderci così. Quindi, allora, adesso apriamo anche le linee, perché so che ci sono telefonate in attesa, 02 66 20 35 29, via SMS 346 64 27 756. Quindi però ti volevo dire, Claudio, a sto punto, il punto è, Tsipras dice faccio queste belle cose, no? Aumento il salario minimo, non pago una quota di debito, mi libero, non privatizzo, però a un certo momento non ridiscuto l'euro, anzi
dice lui, la moneta unica, la partecipazione a questo condominio, diciamo, non viene messa in discussione. Certo, ripeto, dal suo punto di vista è una gran comodità. Qui cade l'asino però, perché noi possiamo, io veramente, cioè alla Grecia è stato fatto di tutto come popolo, sono stati utilizzati come cavia per uno degli esperimenti che rimarranno nella storia. Io sinceramente sono tranquillamente disponibile a pensare di lasciar perdere il credito che noi abbiamo nei loro confronti, che ce lo ripaghino in dracme, che ce lo ripaghino, insomma, quello che voglio. Non voglio certo, non ci penso neanche a dire affamiamo ancora un po' di più i bambini greci in modo tale da farci restituire i soldi che gli abbiamo dato. Però non può rimanere così fisso in questa situazione per poi dopo non risolvere nulla. Quindi Tsipras, cioè, se vuole che io gli abbuoni il debito, ma vuol rimanere in questa situazione, non mi sta bene. Perché domani prende e esce dall'euro, domani ne ha bisogno anche ancora, no? Domani è la stessa musica, insomma. Per forza, cioè diventa fisica, diventa cronica, no, la situazione. Allora, o prendi, ritorni libero, esci dall'euro e io non solo ti lascio i soldi che poi hai avuto, ma magari ti do anche una mano, anche se dovrebbero dargliela i tedeschi e i francesi a rimetterti all'inizio, perché può esserci un po' di casino, ma altrimenti no, perché abbiamo già visto che non funziona. Bene, grazie. A dopo. Allora, abbiamo 2 telefonate in attesa. Chiedo scusa, c'è stata una chiamata durante una chiamata telefonica. 2 chiamate, dicevo, 02 66 20 35 29. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare una domanda invece all'ospite, ma senta una cosa, cioè lei a volte sento che lo dice abbastanza, diciamo, di frequente, ma non capisco perché non fanno così, perché non fanno quella. Ma lei è veramente sicuro che i manovratori, diciamo, del mondo che ci hanno ridotto noi staterelli europei in questa situazione qua veramente non sappiano cosa fare? Secondo me loro si sono mossi come loro vogliono muoversi. Loro sanno esattamente cosa devono fare per ottenere questo effetto qui. Cioè, voglio dire, a volte si è troppo in buona fede. Lei non si è mai chiesto se questa situazione qua è stata realmente voluta. Allora lei va a dare dei consigli che cadono nel vuoto perché non sono né richiesti né voluti e non sono necessari per il lavoro che loro vogliono fare. Ultima cosa, la Grecia, guardi, quel tipino lì che ha vinto qualcosa deve fare, perché il prossimo step è Alba Dorata, glielo dico io, e quelli non scherzano. Lui fa un passaggio, cercherà di non uscire dall'euro, poi si renderà conto che lo dovrà fare, e quello che può fare è solo appoggiarsi alla Russia, alla quale è appoggiata la Cina. Salutare tutti, non pagare nessuno, io farei così. Loro sono 11 milioni di persone, stanno morendo di fame, come dire Milano, Roma e Napoli insieme stanno morendo di fame, stiamo scherzando? Perché ci sono dei pazzi in giro che vogliono impoverire i popoli. No, loro fanno bene, non devono pagare nessuno e dire scusate ragazzi, lo scherzetto è finito e vi saluto. Bene. Altra chiamata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Renato, dunque faccio i complimenti al professore, innanzitutto. Ma volevo chiedere una cosa al professore. Solitamente parliamo di quando le monete erano nazionali, parliamo di lira, parliamo di franco, di marco, cioè solitamente venivano stampate anche in base alle riserve d'oro presenti nelle casse di questi paesi, no? Avevano comunque una garanzia, una copertura. I signori della BCE, che tra l'altro sono dei banchieri, sono dei criminali che ci prestano moneta, ogni volta che io mi vedo nel portafoglio 100 euro mi dico ho un debito di 100 euro da restituire con gli interessi a quegli individui. Questi signori hanno stampato miliardi e miliardi e miliardi di euro ultimamente, ma quale copertura hanno? O è carta straccia questa cosa? Grazie. Claudio, prego. Oh, che bello, no? Comincio dalla chiamata della signora che prima che ha capito tutto. Ha capito tutto ed è così. Cioè, vale a dire, sicuramente ci sono molte persone che hanno un'idea chiarissima di quello che sta succedendo. Uno di questi è Draghi. Io mi rifiuto di pensare che Draghi non sappia che cosa sta succedendo, no? Così come mi rifiuto di pensare che la Germania
non sappia che cosa sta succedendo. All'inizio si poteva essere stati presi di sorpresa dalla Lehman e così via, perché erano delle situazioni senza precedenti, no? Diciamo così. Ma ormai adesso la situazione è studiata, direi, in modo approfondito. Per cui sanno sicuramente che cosa sta succedendo. Tutto quello che viene congegnato è effettivamente mirato ad ottenere dei risultati, quindi è sicuro che loro non abbiano nessun interesse a quello che dico io. Viceversa, io penso che in Italia ci sia ancora un'enorme ignoranza. Vale a dire, io posso anche pensare che ci sono alcune persone in alcuni partiti che hanno capito e che tipicamente, specialmente nel PD, governano le cose perché vadano in quella direzione lì. Dall'altra parte io sono veramente convinto che ci sono un sacco di persone, ma anche all'interno del PD medesimo, che non hanno capito nulla e che se sapessero la gravità incredibile delle cose che stanno facendo e che rischiano, secondo me, che quando la situazione dovesse effettivamente degenerare, io non sarei molto tranquillo se fossi un parlamentare a votare queste cose, perché se poi la cosa dovesse degenerare c'è il rischio che il mio nome, una volta sulla lista di corresponsabile per determinate cose, finisca nelle mani di qualche Robespierre. Quindi io non sarei del tutto sereno se fossi anche un parlamentare che so come va a finire di fare determinate situazioni. E dato che robe tipo il fondo salva stati è stato votato dal 95% del Parlamento, no? Perché è l'unica che ha votato contro, no? In quel momento delle forze politiche era stata la Lega Nord, ma tutti gli altri hanno votato a favore. Io sono certo che all'interno di questi 95% che ha votato allinea l'ignoranza totale. È grave, perché per carità è quasi più grave l'ignoranza in certi casi rispetto alla malafede, perché almeno uno ci ha pensato su. Però quando sentivi, per dire, ma non so, ma che cosa volete che ne sappia? Ma anche il parlamentare medio. Mi chiedi che ha votato il voto sul MES, una roba europea, erano tutti d'accordo e va bene. Io ho parlato con tanti di Forza Italia, no? Dicevo, ma perché l'avete votata questa cosa? All'epoca così un trattato europeo con quelle robe, quelle formalità, no? Capite che purtroppo stiamo venendo svenduti, non è che non bisogna neanche fare la gente più intelligente di quella che è, l'ignoranza è molto forte in questo momento in Italia ed è per questo che io spero che il mio lavoro di divulgazione Mirari, che ha trovato questo potente megafono, diciamo così, nell'abilità comunicativa di Matteo, serva a qualcosa. Ecco, abbiamo la pubblicità, Claudio, poi abbiamo altre 2 telefonate. Va bene. Quante volte ti hanno detto che segui le mode? Quante volte ti hanno detto che assomigli a quell'attore? O che porti i capelli come quel cantante? Scegli di essere unico. Opel Mokka, il meglio dell'ingegneria tedesca. SUV, compatto e unico. 2 volte SUV 4x4 dell'anno in Germania. Opel Mokka 2015. Completo di tutto ancora a 16.900 euro. Oppure oggi tasso zero, TAEG 220, anche sabato. Da MediaWorld c'è la Hot Price Week, la settimana dei prezzi più forti. Un esempio? iPad mini 2 con display Retina 16 GB Wi-Fi a €269,99 solo dal 29 gennaio al 4 febbraio. MediaWorld. Voglio il mondo. Ti amo, ma ti lascio. Anzi, ti rottamo. Se ami la tua pelle, rottama il tuo vecchio fondotinta. Portalo in farmacia. Subito per te il 20% di sconto su un nuovo fondotinta Vichy. Sconto minimo consigliato sul prezzo praticato dal rivenditore. Valido dal 15 gennaio al 15 aprile 2015. Farmacie aderenti su vichy.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22.
La dentiera ti dà problemi? Con Pentadent potrai passare in breve tempo dalla dentiera alla protesi fissa. Negli ambulatori Pentadent troverai esperienza pluriennale ai massimi livelli, costi accessibili con possibilità di finanziamenti agevolati, sedi distribuite nel territorio per facilitare i controlli periodici. E per i residenti in Lombardia possibilità di usufruire del contributo offerto dal Servizio Sanitario Regionale. Per informazioni chiama l'800 700 860 o vai su pentadent.it. Nella casa del futuro l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Busto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. 2 telefonate, pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno Giulio e buongiorno al professore. Volevo chiedere una cosa, io seguivo, prima che poi succedesse altro, nella trasmissione di Ortelli, parlandoci chiaro, Massimo Lorenzini, lui ha questa idea della Glass-Steagall e volevo sapere se effettivamente era una cosa possibile e quali sono invece le cose che non vanno a suo favore. E un'altra cosa volevo sapere dal professore, visto che gli Stati Uniti adesso con il loro shale oil producono barili a $45 e li costa $70-80 a produrlo, e siamo già in una bolla speculativa, si parla di 550 miliardi di dollari. Quanto tempo dobbiamo aspettare perché questo si verifica? Grazie e buona Padania. Grazie a lei. L'altra telefonata, pronto? Buongiorno Alessandro da Nuoro. Buongiorno Alessandro. Allora, prima una piccola testimonianza. Oggi c'era l'insegnante di mia figlia che era tutta contenta perché ha vinto FIFA. Ha detto, non hai visto come sono bravi? Ho fatto, ma guardi, rifletta un attimino, se lei mi presta dei soldi a me e poi io le dico che i soldi non li restituisco, lei è contenta? Gli ha detto no. E allora come fa a essere contenta? Perché i soldi noi alla Grecia li abbiamo dati, questi non ce li vogliono restituire, c'è il plauso, ma è inspiegabile. Secondo, io ormai seguendovi da tempo mi sono fatto la mia idea e sembra quasi che in questo momento ci sia la negazione del rischio, nel senso che finché si stampavano le monete gli stati centrali ci poteva, quando tu compravi i titoli di Stato italiani, mettere anche in preventivo che potevi perderci dall'eventuale devalutazione. Invece in questa maniera c'è la certezza di avere quello stesso credito a quella stessa cifra, non c'è neanche minimamente il minimo rischio, non rischi niente, quindi non so fino a che punto posso andare in questa maniera. Grazie, arrivederci. Bene, aggiungo Omar da Bergamo via SMS che le chiede, ha sentito D'Alema che diceva la Le Pen che senza l'euro i nostri risparmi varrebbero la metà e gli interessi raddoppierebbero e che l'euro è irreversibile? Prego Claudio. Sì, l'ho sentito e ho anche visto la gran risata che gli ha fatto in faccia la Le Pen incenerendolo. Quindi vabbè, di D'Alema parce sepultis, insomma, lasciamo perdere. Viceversa, avevo in arretrato molto velocemente la questione dell'oro. L'oro è da tanto tempo che non viene più utilizzato come base per il valore del denaro. In questo momento si è deciso di passare alla moneta cosiddetta fiat, vale a dire che non è garantita da un bene reale sottostante, ma al valore derivante dall'economia del paese, in buona sostanza. Molto banalmente, se il prezzo della moneta scende troppo, a quel punto i prodotti di questo paese diventano molto convenienti e automaticamente si crea domanda per la moneta, no? Per poter utilizzare le transazioni. Questo è lo schema attuale, quindi l'oro non conta più. Cosa succede? La Glass-Steagall spesso e volentieri mi viene detto, io sono a favore della separazione fra le banche d'affari e le banche commerciali. La banca commerciale dovrebbe essere intesa come un servizio, diciamo così,
in modo tale che sia super vigilato e che non ci sia un rischio vero sulle spalle di chi versa dei soldi in banca, perché appunto, essendo un'attività che diventa vigilata, lo Stato si assume la responsabilità di controllare quello che succede in quella banca e che non vengano fuori delle porcherie. Quindi io sì, sono sempre favorevole. L'unica cosa è che non bisogna pensare che noi siamo in crisi per la separazione delle banche commerciali o banche di investimento, perché in realtà in Italia niente di questo ha portato danni. Cioè l'unico perdita che noi in questo momento stiamo testimoniando di avere sul sistema bancario è sul Monte Paschi, e lì si chiama stecca. Cioè, vale a dire, quella è la mazzetta più grande della storia, girata fra gli amici del PD, o quantomeno con la regia degli amici del PD, che hanno comprato una banca che valeva 4 pagandola 6, e 2 sono andati non si sa chi, non si sa dove. Tutto lì, e adesso li stiamo pagando noi. Quindi c'entra poco con la separazione delle banche d'affari e banche di investimento, però sono d'accordissimo, perché in America invece questa cosa ha portato disastri e poi dopo quindi le conseguenze sono arrivate anche da noi, però ripeto, qua a casa nostra non è un problema prioritario. Per quello che riguarda invece il discorso debiti crediti di Tsipras e così via, la risposta migliore da dare alla maestra è proprio quella, cioè noi in questo momento, cioè, sono tutti capaci di plaudire, abboniamo il debito e così via, no? Cioè, ogni tanto salta su qualcuno e tira fuori come grande soluzione quello, dice ma dimentica il debito, ripudiamo il debito, ripudiamo il debito, e tutti sono contenti perché dicono che bella cosa, no? Cioè, il debito è brutto, il debito è cattivo, e bisogna vedere dall'altra parte chi è che ce l'ha il credito, perché se lo Stato italiano dice ma sì, dimentichiamo il debito, e questo significa che i miei risparmi vanno a finire a zero perché ho un BTP o un botto o quello che è che non mi viene più pagato, oppure il conto corrente della banca non mi viene più restituito perché la banca stessa, che invece aveva i titoli di Stato, va in fallimento e quindi poi si rifà sui soldi del mio conto corrente, capite bene che il discorso di dimentica il debito non sta più tanto in piedi. Giulio, poi scusa, sì. Io nel caso ancora una telefonata o due, perché io adesso ho la riunione della consulta economica della Lega Nord, dove dobbiamo iniziare a parlare di cose appunto un po' gravi, per cui poi dopo devo andare. Bene, allora prendiamo le ultime 2 telefonate. Pronto? Pronto, buongiorno, Mauro da Reggio Emilia. Buongiorno. Buongiorno al professor Borghi. Sono d'accordissimo sul fatto di ignoranza, infatti lei alla 7 aveva vicino Taddei come responsabile economico, che è tutto dire. Io comunque ho una domanda per lei in merito al fatto che gli gnomi di Zurigo, no, abbiano sganciato il franco svizzero dal cambio a 1,20. Visto così sembrerebbe che si siano dati una martellata sulla testa, andando ad aumentare, no, le loro rendendo più care le loro esportazioni. Io però la vedo sotto un altro aspetto. Non è che forse, essendo proprio degli gnomi di Zurigo, non abbiano lasciato la barca, perché purtroppo con il cambio adesso a 1,12 e ho guardato quello che è il cambio il costo del barile, che è $49, negli ultimi 6 anni ha avuto una media di 100-110. Non è che ci ritroviamo noi tra 3 o 4 mesi, quando col quantitative easing scenderà sotto parità del dollaro e schizza in 2 mesi ancora a $100, per cui noi ci ritroviamo l'energia più cara del 50%. Se mi può rispondere. E l'ultima telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Alberto da Brescia. Dunque, io sono parzialmente d'accordo con quello che ha detto quella signora un attimo fa, però dico, siamo nel 2015, c'è ancora gente che muore di fame, gente che va a raccattare immondizia per portare a casa qualcosa da mettere sotto i denti. Allora, se questo qui non è un disegno fatto apposta da 4 che ci comandano, per poi dal mio punto di vista arrivare a un discorso di guerra, perché
D'altronde quando non c'è più economia che si muove, l'unica cosa da farla muovere è una guerra, e ci stanno comunque dal mio punto di vista portando lì. La Grecia secondo me sta facendo bene perché sta facendo l'egoista con il voto che ha dato, ed è quello che dovremmo fare noi e tutti gli stati che sono comunque in qualche modo indebitati. A questo punto daremo una mazzata e darsi di sale per trovare una soluzione, perché sinceramente io non posso immaginare, anche quando guardo certi servizi in televisione, cioè vedere gente abbandonata a se stessa senza una lira in tasca. Per che cosa? Per la Merkel e per quei 4 deficienti che stanno portandoci su quella strada lì? Ma che stiamo scherzando adesso? Saluto. Bene, Claudio. È molto logico quello che ha fatto la Grecia, ripeto, dipende dagli altri, però nel nostro caso la situazione è diversa, perché noi in questo momento non stiamo ricevendo un soldo da altri, cioè noi stiamo solo pagando. Anche i famosi fondi europei che ogni tanto ci dicono, come ho ricordato poi dopo ieri appunto di fianco a quel fenomeno del mio virgolette pari grado del PD, è che ogni anno noi paghiamo 15-16 all'Unione Europea e abbiamo indietro 9,5, per cui significa che se noi fossimo fuori dall'Unione Europea, dall'euro e così via, non avremmo niente in più da pagare, insomma, no? Mentre invece, quindi capite che è molto differente la situazione fra uno Stato che sta ricevendo soldi dall'estero come la Grecia rispetto a come noi che stiamo pagando. Cioè dal loro punto di vista è logico, dal nostro punto di vista la logica sarebbe basta con questa idiozia, noi stiamo pagando per avere una situazione dannosa per la nostra economia, perché pagassimo per avere un vantaggio, dico vabbè, anche la Germania paga, no, per dire, cioè partecipa alle spese europee, però dall'altra parte c'è un vantaggio, il vantaggio incredibile della moneta più bassa. Invece noi no, noi paghiamo per avere lo svantaggio. E quindi è per questo che veramente se ci fosse un minimo di informazione fatta bene in Italia, io penso che non ci sarebbero problemi a far sì che Matteo Salvini diventasse lui il nostro Tsipras, ma con un interesse italiano che non danneggerebbe gli altri, perché cioè alla fine sarebbe uno Tsipras puro, no? un Matteo Salvini, vale a dire che riesce a fare l'interesse dell'Italia senza che questo interesse poi dopo comporti domandare denaro ad altri. Purtroppo l'informazione è quella che è, cioè tu accendi la televisione e vedi carriole, pallottole, così di questo tipo. Se io vado in qualche talk show così di questo tipo, io, Matteo, gli altri della Lega Nord, siamo sempre 1 contro 6, 7, 10, proviamo lo stesso a far passare il messaggio, però intanto in quello che veramente gli italiani guardano, che sono i telegiornali, e così via, la voce che si sente è sempre solo una, cioè con bugie, balle e così via, e quindi io capisco poi la gente che non si scuote da questa situazione. Bene, grazie allora a Claudio Borghi Aquilini, buon lavoro e ci sentiamo la prossima settimana. Intanto la prima pagina dell'agenzia ANSA continua a essere dominata dal Presidente della Repubblica, incidentalmente anche dall'arresto del marito di Elena Ceste, accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il corpo della donna fu trovato il 18 ottobre in un canale dell'Astigiano. Dicevo, la prima pagina dell'ANSA è dominata dal Presidente della Repubblica, che bisogna leggere a partire da oggi. Renzi dice punto su Mattarella, ed è uscito canticchiando una splendida giornata dall'incontro con Berlusconi. Questa è la notizia più vecchiotta. Renzi punta su Mattarella, noi puntiamo su Totò Antonio Latrippa. Immortale il suo discorso, vorremmo un presidente che parla così. Concittadini, amici, fratelli, paesani, compaesani italiani, al di qua e al di là del mare.
vicini e lontani. Chi vi parla è Antonio La Trippa. In questo momento cruciale per la vita del nostro paese bisogna separare il bene dal male, il vero dal falso. Se io vi dicessi che una volta eletto mi batterei per Roccasecca, nostro amato paese, fare costruire scuole, strade, acquedotti, case, voi mi credereste? E se io vi dicessi che questi signori sono persone onorevoli, degne di fregiarsi di questo appellativo parlamentare e che adopereranno i vostri voti per il bene del paese, voi mi credereste? E allora sapete cosa vi dico? Che siete degli ingenui, dei fessacchiotti, dei deficienti, degli incoscienti, perché io una volta eletto per Roccasecca non potrò fare un cacchio, dico cacchio, perché questi signori appena saranno eletti poseranno i loro sporchi deletani sugli scanni della Camera e lasci e penseranno soltanto i loro sporchi affari e faranno fessi perché sono papponi, non votate per me, non votate per me. Questo è il presidente che vorremmo, mentre questo è il presidente che non avremo più, che abbiamo avuto e non avremo più. Sono le ultime ore del 1950. Al Quirinale il Presidente della Repubblica ha permesso alla Incom di essere testimone visiva del suo saluto di fine d'anno. 2 i radiomessaggi di Einaudi. Ecco quello rivolto agli italiani dentro i confini. Il 1950 si chiude mentre nel mondo i popoli interrogano con ansia il domani e vogliono scorgere sull'orizzonte incerto i segni di un anno fecondo di lavoro e di benessere. Sia il nuovo anno apportatore di luce per l'inquieta umanità, sicché nulla possa distoglierci da quelle opere che mirano ad assicurare la serenità dei focolari ed il prospero avvenire del Paese. Luigi Einaudi, che nel 1949, è sempre dall'archivio storico dell'Istituto Luce che traiamo queste immagini, per una campagna per gli aiuti ai disoccupati, Einaudi offrì il suo contributo, 16.000 lire, presenti Saragat e i ministri della commissione che si occupavano dell'iniziativa di solidarietà. La sera del 26 gennaio 1900. Al Quirinale il presidente Einaudi apre la campagna per il soccorso invernale e gli aiuti ai disoccupati consegnando a Saragat la somma di 16.000 lire, metà del suo appannaggio giornaliero. Non poteva mancare all'appello della crociata per il soccorso invernale ed ecco il mio contributo personale ragguagliato alla metà degli emolumenti di una giornata di lavoro. Al modesto contributo si accompagnano i voti miei più vivi affinché l'iniziativa generosa sia accolta ovunque e da tutti con slancio, così che ai molti i quali durante questa cruda stagione manca l'orgoglio e la gioia del lavoro venga una testimonianza concreta della solidarietà nazionale. Saragat, a nome della commissione di cui fanno parte i ministri Scelba, Gonella, Fanfani e Pella, ringrazia del contributo e dell'esempio. Dopo un breve colloquio con Scelba e Gonella, il presidente, che ha augurato a tutti gli italiani l'orgoglio del lavoro, dà per primo l'esempio di una infaticabile fedeltà al lavoro. Un presidente che certamente non avremo più, vale a dire Luigi Einaudi. E questi invece sono 2 presidenti che abbiamo avuto. Dal presidente che vorremmo a quello che certamente non avremo più,
a quelli che abbiamo avuto in un vecchio dibattito del 1961, seduti allo stesso tavolo a ragionare intorno al nobile concetto di patria. Francesco Cossiga e Giorgio Napolitano, 1961. L'onorevole Cossiga. Io ritengo che questo problema, senza dubbio, molto importante perché investe profondamente quello che è l'avvenire della nostra comunità nazionale, il problema dei giovani e la patria, sia un problema che presupponga la formulazione e la risposta a 3 domande fondamentali. Anzitutto, che cos'è la patria? È oggi la patria, con quei sentimenti che essa suscita tradizionalmente di fedeltà, di dedizione, di lealtà, di sacrificio, di combattimento, è oggi la patria, con tutto questo complesso di sentimenti, un elemento ancora valido, un valore attuale nella società moderna in cui noi viviamo, oppure no? E la terza domanda, che è quella fondamentale: amano i giovani oggi la patria, sentono la patria e prima ancora direi sanno i giovani che cosa sia la patria e ritengono oppure no che l'amore di patria sia tuttora qualche cosa di valido personalmente e socialmente, qualche cosa che sia degno di albergare in una coscienza moderna. Questi credo che siano i 3 quesiti fondamentali per la soluzione, per avviare la soluzione nel tempo ristretto di questo dibattito del problema. Innanzitutto, che cos'è la patria? Questo è un problema molto importante anche perché l'onorevole Nicosia poc'anzi parlava parallelamente di patria, di Stato e di nazione. Ora, io credo che la patria sia un concetto fondamentalmente morale. La patria è una comunità in cui degli uomini veri, degli uomini concreti, degli uomini che hanno ideali, che hanno bisogni, che hanno sofferenze, una comunità in cui questi uomini sentono di potersi ricollegare al passato, ad un passato però non astratto, ad un passato reale, che significa il proprio padre, il proprio nonno, le sofferenze dei propri padri, dei propri nonni, e di potersi legare anche al futuro, a quello che è il futuro dei propri figli. Sentono cioè come patria una comunità il cui destino comune è veramente il destino di ciascuno di noi, i cui interessi sono gli interessi di ciascuno di coloro che ne fanno parte. Una comunità in cui credono di poter, come in una grande famiglia, direi proiettare i propri interessi e i propri ideali, essendo certi che per tradizione storica, per comunanza di linguaggio, di sacrificio, questa patria, questa comunità offrirà veramente una misura concreta di solidarietà a tutti. Ora, una patria così concepita non è uno Stato, non è lo Stato. Lo Stato veramente per l'uomo semplice è qualcosa di lontano, di estraneo. Lo Stato è un fatto politico, un fatto giuridico, molte volte un fatto esterno. Ora, con le guerre, con le paci, con i trattati, con tante cose, con tanti strumenti giuridici si possono creare gli Stati, le patrie no. La patria si può creare soltanto con un lento processo, con un lento maturare di una coscienza che attraverso un'opera, un sacrificio comune, crede veramente che una determinata comunità diventi fonte e pegno di comune solidarietà e diventi veramente lo strumento per una vita solidale, per una vita comune. Quindi il fondamento della patria è la coscienza individuale, è la coscienza morale. Per cui non vi può essere patria dove non vi è libertà. Vi può essere uno Stato in cui vi siano dei servi, in cui vi siano dei padroni, in cui vi sia una tirannide esterna o una tirannide domestica. La patria no. La patria o è la patria dei liberi o non è la patria. Ora, in questa situazione, se questo è il concetto di patria, veramente la democrazia è il regime che più di qualunque altro ha bisogno dell'amor di patria. Perché la democrazia è il regime che si apre a tutti in modo paritario, in cui tutti i cittadini debbono sentirsi liberi ed uguali. E la democrazia è l'unica che può garantire una patria a tutti, che può garantire una patria a tutti comunque la pensino. Quindi veramente patria e democrazia sono 2 valori permanenti e collegati. D'altronde tutta la storia del nostro risorgimento, della nostra libertà nazionale lo sta a dimostrare. I nostri patrioti si battevano per l'Italia e per la libertà. Sulle piazze, quelli che erano i giovani di allora, scendevano per chiedere la Costituzione e l'indipendenza. E in fondo intuivano
che la patria che si doveva costruire o era la patria, sarebbe stata la patria libera o non sarebbe stata la patria. Quindi la democrazia, per conto mio, ha le carte in regola verso la patria, e una democrazia che volesse ignorare, obliterare questo fondamentale valore della patria, inteso come un valore morale, veramente cesserebbe di essere una cosa viva e una cosa vitale. I giovani sentono la patria in questo modo? Io non posso dare una risposta decisa. Io penso che però i giovani non abbiano questo concetto di patria preciso, e ritengo che la causa di questo sia l'uso e l'abuso che del nome di patria si è fatto. Io credo veramente, senza voler entrare in polemica diretta con l'onorevole Nicosia e con l'onorevole Napolitano, che per il passato e per il presente responsabile di questa adulterazione del concetto di patria sia l'ideologia fascista e l'ideologia comunista. L'ideologia fascista perché mai, come durante il fascismo, la patria è stata non la patria di tutti, è stata la patria di alcuni. Basta pensare che non tutti coloro i quali avevano combattuto nella guerra mondiale sono stati fascisti, e per non essere stati fascisti sono stati considerati fuori dalla patria. Basta pensare a Chiesa o a Rossetti, che combatté a Bucca e poi dovette andarsene all'estero. E una responsabilità del comunismo sta in un falso concetto di internazionalismo, il quale non ha saputo neanche dare ai giovani una patria, neanche una patria internazionale, ma invece ha tenuto distanti i giovani, come tanti altri non giovani, dal processo vitale della democrazia italiana. E come il fascismo ha fatto la patria non di tutti ma di alcuni, così il comunismo, estraniando dalla vita effettiva dello Stato larghe masse popolari, ha fatto sì che ancora molti guardassero alla patria italiana non come alla propria patria. Quindi credo che veramente la democrazia senza aggettivi, senza neanche l'aggettivo del mio partito, debba incentrare proprio un'azione nell'educazione giovanile per far capire che questo valore di patria è un valore permanente, perché è un valore morale e perché è un valore di libertà. Grazie. Stiamo tutti un po' superando, ma d'altra parte è molto importante. Aspetti che lascio, perché avevo già fatto partire la flessibile. L'onorevole Napolitano. Io penso che i giovani abbiano effettivamente oggi una concezione della democrazia più moderna e più vera. E sono d'accordo con le affermazioni iniziali del collega Ferrarotti. Anzi, noi comunisti non soltanto non accusiamo i giovani di non sentire la patria, ma consideriamo come un fatto altamente positivo che una gran parte dei giovani oggi non si lasci più trascinare facilmente con dei falsi discorsi sulla patria, in delle agitazioni nazionaliste o addirittura, si pensi agli anni 1935-40, in delle manifestazioni per la guerra. I giovani oggi non sono più irreggimentati come all'epoca del fascismo, quelli che di loro hanno 20 anni sono cresciuti in un clima di lotta democratica, e nonostante che nelle scuole non gli si sia insegnata la verità sulla storia recente del nostro paese, hanno potuto almeno in parte liberarsi da vecchi inganni e da vecchi miti. Si sono, anche per merito del nostro partito, del Partito Comunista, diffuse largamente tra essi le idee di una pacifica convivenza tra le nazioni sulla base del rispetto dell'indipendenza di ciascuna, sì che oggi certo non sono molti i giovani i quali pensano che la patria, che l'Italia debba affermare la propria grandezza sul terreno militare, degli armamenti, del potenziale bellico o addirittura attraverso lo scatenamento o la partecipazione ad una guerra. No, noi pensiamo che la grande maggioranza della gioventù lavoratrice e studentisca comprende che il problema è che l'Italia sia un paese effettivamente indipendente e progredisca nella pace, diventando esempio di democrazia anche e in modo particolare nei comuni, nelle scuole, nelle fabbriche, come diceva il collega Cattani, liberandosi dall'arretratezza e dalla miseria che ancora affliggono tanta parte della nazione. Non c'era una volta una Golf alimentata a metano, ma adesso ce ne sono due. C'è la nuova Golf TG che con soli